Amici di Scratch, ben ritrovati. Insomma, siamo sotto una canicola, una volta si diceva agostana, no? È veramente di giugno. Appena scoppiata l'estate, veramente ci stanno scoppiando le teste. Troppo caldo, ma noi ci rinfreschiamo sempre con il ciclismo e sempre soprattutto con delle gare eccezionali. State con noi perché è una puntata straordinaria con i campionati italiani dedicati agli junior, donne e uomini che si sono svolti settimana scorsa, domenica scorsa proprio in Ciociaria, e quindi le immagini saranno sicuramente belle e bellissime grazie a Fabio Zappa Cenere e ad Atlantide Video Service. Ma oggi noi vogliamo presentare i nostri ospiti che andranno ad organizzare domenica prossima una gara sempre per juniores molto importante e anche con una certa storicità. Bentornato lo do al mio amico Giacomo Salvador. Ciao Giacomo, come stai? Buonasera a tutti. Ma sai che sono contento di vederti? Ma Era un anch'io, tocco, è un pezzo è che un non tocco venivo. che... Ma sai perché sono contento? Perché tutte le volte che tu vieni qua mi porti la grappina, va bene? Vabbè, quella... E allora, So che sei appassionato della grappa. appassionatissimo, appassionatissimo. Insieme a te mi hai portato Renato Dadalt, che è il nuovo presidente della cicloturistica di Vittorio Veneto. Buonasera a tutti. Ma gli ha portato via il posto? Gli ho portato via, ha voluto prendersi una pausa Eh. e mi ha messo nei casini a me. Per forza. Ma guarda che un po' dopo bisogna anche dare un ricambio, però bisogna anche che è un giovanotto, è più giovane di te sto signore. Non di tanto, Non di tanto, non di siete- tanto. siamo là. Siamo là. Ma come mai si è presa questa responsabilità? Perché oggi è difficile trovare gente di buona volontà, eh? Diciamo che io sono dentro l'associazione già da 25 anni. Quindi conosci Ho tutto. ricoperto cariche come vicepresidente, consigliere, poi quando Giacomo appunto ha voluto fare questa pausa, gli associati hanno detto bene, l'uomo ideale è Renato Quindi, e mi sono sentito in dovere di accettare. però un po' gli piange, però ti piange un po' il cuore, Giacomino. Ma ho fatto 53 anni, penso che Tu hai non fatto è il mondo. un percorso lungo, poi la nostra società, io intendo la nostra società che è di tutti, cicloturistica Vittorio Veneto, le maglie sono date un po' dappertutto. Poi voi avete una storia, Vittorio Veneto, la Grande Guerra, poi anche tante manifestazioni anche di maratone, Sì. perché io le trasmetto sempre, mi mandano sempre le immagini della maratona di Poi Vittorio Veneto. abbiamo la storia dell'indimenticato Renato Longo, insomma, ecco perché abbiamo fatto i campionati italiani l'ora con l'immagine sua e abbiamo fatto la presentazione che nessuno le aveva fatte in Italia, poi le hanno fatte ancora 2 anni col cross e poi nessuno le ha più fatte, che è brutto non far vedere perché il ciclocross è una cosa speciale. Non voglio parlare con te di Trofeo Triveneto perché ti faccio male al cuore. Per la carità, ci sono uomini di buona volontà che stanno cercando di andare avanti, però poi dopo quando sento dire che ognuno degli organizzatori va per conto suo, ho capito che lì purtroppo non andrà bene niente, perché ci deve essere una regia che vada a collegare tutti i vari pensieri di vari organizzatori, un po' come facevi te. Questo sarà un errore clamoroso. Ma è stato difficile togliermi perché i sponsor mi hanno detto ma sei impazzito, però era arrivato un dunque che non riuscivamo a far collinare tutte le cose per poter andare avanti bene, per migliorare, perché avevamo bisogno di tutti, facevamo i sponsor. Ci credono al ciclocross, qualora gli fai vedere le immagini, anche le premiazioni fatte in una certa maniera, non puoi fare una premiazione anche se il ciclocross fuori deve essere una dignità e i sponsor ci hanno sempre detto mi raccomando su quelle cose. Certo. E io sai che sono sempre stato un po' pignolo su quelle cose, perché non ho mai avuto uno che mi ha detto non ti do i soldi. Ma i soldi E tu sono lo sai bene importanti, perché io ti pagavo ancora prima di finire il trofeo, sì. non li avevo tirati. Certo, è vero. Allora, Presidente, ha lasciato gli ha lasciato una bella società in mano. Una bella società in mano, fortunatamente sono entrati tanti giovani, Sì. allora abbiamo anche il cambio generazionale perché sennò qua Quanti anni ha questa società? 60 anni. 60 anni. Quest'anno facciamo i 60 anni. Mamma mia, mamma mia.
veramente... Farete un festone. Bisogna. Adesso poi parleremo di domenica prossima. Io intanto devo mandare la XC Night, siamo a Montalto Uffugo, siamo a Cosenza, in Calabria. Oh, ma guardate che immagini, guardate che monumenti. Poi quei luoghi là, insomma, sono magici, guardate che immagini. Scopri il cuore autentico del Parco della Murgia Materana, dove la natura incontra le tracce millenarie dell'uomo. Il centro visite di Iazzo Gattini ed il Sentiero 406 sono i 2 punti di partenza per vivere un'esperienza unica tra sentieri, preesistenze archeologiche, chiese rupestri e un panorama mozzafiato sui sassi di Matera. Qui potrai ricevere tutte le informazioni utili per organizzare la tua visita e conoscere le attività del parco. Scopri, esplora, proteggi, vivi. Montalto Uffugo ha acceso i riflettori sulla mountain bike e sulle bellezze del suo affascinante centro storico, trasformato per una sera in un palcoscenico sportivo di grande impatto. Un circuito urbano di circa 3 km ha messo alla prova tecnica, resistenza e concentrazione degli atleti tra ripide salite, veloci discese, scalinate, gradoni e suggestive pavimentazioni in pietra che hanno reso la gara spettacolare e impegnativa al tempo stesso. A 500 metri sul livello del mare, la splendida Montalto Uffugo ha offerto una cornice unica all'evento. Strade, vicoli e piazze gremite di appassionati e curiosi, con piazza Enrico Bianco trasformata nel cuore pulsante della manifestazione, animata da un pubblico caloroso che ha sostenuto i biker lungo ogni passaggio. Prima dello start un momento di grande emozione e raccoglimento. Atleti, organizzatori e spettatori hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Adele Cobelli, giovane promessa della mountain bike tragicamente scomparsa dopo essere stata investita da un'automobile durante un allenamento. Un gesto sentito che ha unito l'intero movimento ciclistico nel ricordo di una ragazza che viveva con passione questo sport. E quindi ciao Adele. Poi il via alla spettacolare XC Urban Night, organizzata dalla ASD Anzianotti, gara che ha regalato adrenalina e continui colpi di scena fin dalle prime battute. Ritmi elevati, sorpassi e distacchi minimi hanno garantito una competizione combattuta fino all'ultimo giro. Presenti alla manifestazione il sindaco Biagio Antonio Faragalli, l'assessore Ida Pasqua e Piero Parisano, consigliere con delega allo sport. Piero Parisano, l'amministrazione comunale di Montalto Uffugo questa sera ha acceso i riflettori sul ciclismo e sul centro storico. Sì, dici bene, è la seconda edizione della XC Night Città di Montalto. Dopo la prima edizione dello scorso anno abbiamo voluto fortemente la seconda edizione perché è stata una manifestazione riuscita benissimo, bellissima, perché dà luogo alla manifestazione di uno sport che è il ciclismo, che magari viene poco, praticato se non ritenuto importante da qualcuno. Invece noi ci vogliamo puntare su questi sport di nicchia e dargli maggiore visibilità. Poi interessare il centro storico è una cosa insolita. Questo porta anche i ciclisti, ma non solo, tutti coloro che sono accompagnatori e spettatori, a conoscere altre realtà che si trovano magari in altura. Sì, in altura, però di una bellezza enorme. Allora, il sindaco Faragalli ha dato a noi una missione, quella di rendere la nostra città sempre più attrattiva dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso e anche dal punto di vista sportivo. Io in qualità di consigliere delegato sto cercando di mettere tutto l'impegno per far sì che Montalto, il centro storico, la zona Valliva e tutte le bellezze che abbiamo vengano mostrate a tutti quanti, a tutta la provincia, a tutta la regione.
Nella top 10 dei primi a tagliare il traguardo troviamo Antonio Vigoroso del Team Eracle, autore di una prova impeccabile. Alle sue spalle Francesco Giglio di Abra Calabria e Antonio Mazzullo, MTB Palmi e ancora Gaspare Calidonna, Alessandro Pedace, Lenin Basile, Dario Conte, Francesco Minnella, Emanuele Petrungaro e Simone Lembo. Tutti i protagonisti di una prestazione di grande valore su un percorso tanto spettacolare quanto selettivo. Per quanto riguarda il podio nelle categorie, nella Master 1 il successo è andato ad Alessandro Pedace di Abra Calabria, nella Master 2 vittoria per Antonio Vigoroso del Team Eracle, nella Master 3 arrivo sul filo dei secondi con Lenin Basile di Abra Calabria che ha preceduto Emanuele Petrungaro della San Lucido Bikers, nella Master 4 primo posto per Gaspare Calidonna della Pianopoli Bike Team, mentre nella Master 5 si è imposto Antonio Mazzullo di MTB Palmi. Tra i vincitori delle altre categorie Michele Avolio della D'Amico Bike School conquista la Master 6, Salvatore Marinaro dello Svattati Team Catanzaro la Master 7 e Alberto Marino, anch'egli dello Svattati Team Catanzaro, la Master 8. Attenzione, attenzione, piazza di Montalto un fugo, fascia la gara, Tony Vigoroso! Una serata di sport, spettacolo e partecipazione che ha confermato ancora una volta la crescita della mountain bike in Calabria. Soddisfazione anche da parte del presidente della ASD, Raffaele De Benedittis. Raffaele De Benedittis, anzianotti, quanto entusiasmo questa sera, quanti sorrisi, quanta gente, una piazza piena per quella che è stata la vostra gara, la XC Night. È stato davvero un bel evento, è stato sacrificato, è stato duro organizzare, però sono tutti quanti contenti, guarda che piazza bella, sono rimasti contenti anche comunque i piloti, le persone che hanno partecipato e hanno guardato comunque con gioia l'evento, tutti i ragazzi con i fischietti. Dai, è stato bello anche assistere all'arrivo di Tony Vigoroso quando tutti erano qui affacciati, pronti con le bandierine. La cosa bella è questo, che quando arriva il vincitore c'è il pubblico che acclama, è la cosa più bella, Giulio, davvero. Alla fine erano le intenzioni dell'amministrazione, portare lo spettacolo della mountain bike nel centro cittadino e c'è riuscita. Certo, è un'altra cosa, fare una cosa diversa, non i soliti eventi sportivi, ma una cosa che normalmente non si vede tutti i giorni. E questo è anche la particolarità, portare e far vedere che cos'è la mountain bike in un borgo e far vedere davvero questi piloti come sono forti e far conoscere anche a tutti quanti comunque questo splendido sport. E che dire allora, complimenti e grazie per averci offerto questa bellissima serata. Oh, grazie, io ringrazio l'amministrazione, ringrazio tutti quanti gli sponsor, ringrazio i miei ragazzi, tutti quanti gli anzianotti che mi hanno dato una mano, ringrazio davvero tutti e tutte le SD che sono stati presenti oggi e tutti i piloti, davvero grazie. Speriamo che l'anno prossimo ripeteremo l'evento. Sicuramente. Grazie, ciao. La XC Urban Night di Montalto Ufugo si conferma un appuntamento capace di coniugare agonismo, promozione del territorio e coinvolgimento del pubblico, valorizzando uno dei borghi più suggestivi della regione attraverso le emozioni delle ruote grasse sotto le luci della notte. Ha commentato per voi Giulio Carbone. Il resto delle classifiche le trovate su mtbonline.it. Ricaricare la tua auto non è mai stato così facile. Fermati alla nuova stazione di ricarica Autofficina Sandri con 7 punti di ricarica. Scarica l'app gratuita Zapgrid, registrati, associa la tua carta di pagamento, inquadra il QR code per sbloccare la tua presa di ricarica e in poco tempo la tua auto sarà pronta a ripartire. Autofficina Sandri, statale Cittadella Bassano.
Amici di Sketch, ben ritrovati, anzi ben rientrati. Belle immagini, abbiamo detto l'Italia è bella tutta, ma come è stato bello questo scorcio che avete potuto vedere, è bella anche Vittorio Veneto. Noi abbiamo avuto modo di raccontarla tante volte, e Giacomo, e voi domenica riracconterete un'altra storia. Intanto che gara vi state proprio in quanto? Praticamente la Vittorio San Boldo era una storica nata come ciclosportiva. È quasi un'internazionale, Ecco, quella lì. una volta, tanto per dire, i primi anni venivano in ferie una settimana o due, partivano 500 atleti ciclostorica e poi amatoriale. Abbiamo fatto anche le prove per i campionati europei, poi a un certo momento non mi dava quella soddisfazione anche alla società. Abbiamo deciso che era il figlio di Andretta, che correva dilettante, che quell'anno ha vinto Juniores, ha vinto il trittico. Ho detto, ma perché non la facciamo Juniores, la gara? E da allora che sono, non mi ricordo di preciso, 12-13 anni, abbiamo ideato per Juniores, che però quest'anno, per andare incontro anche alle problematiche di sicurezza, abbiamo modificato anche il percorso, si arriva sempre in San Boldo, ma invece di partire da Vittorio Veneto e andare a Follina e fare il stesso percorso che si faceva alla gara di Follina degli allievi e poi l'ultimo giro si andava in San Boldo, gireremo da Vittorio Veneto vicino al Cadillac, a Revine, gireremo su un circuito attorno ai laghi di 8 km e qualcosa, faremo 10 volte e poi l'ultimo giro andremo in San Boldo per un totale di 92 km. Voglio dire, di panorami mozzafiato, Revine Lago, poi San Boldo. Insomma, quanti iscritti ci sono già, Presidente? Sono oltre 70 al momento. Anche perché speriamo è una di gara raggiungere, superare i 100. Sì, anche perché è una gara particolare, è una gara che insomma... È una gara... io ricordo che quando organizzavo, c'erano delle gare in salita, che quando partivano i 70-80 era tanta roba. Quella è una salita iconica che per molti juniores magari è la prima volta che la vedono, sì. E quando ti affacci e vedi tutte queste gallerie è qualcosa di spettacolare. Ma senta, lei è in pensione adesso? Sì. Ma cosa faceva prima? Fortunatamente sì. Bene, sì, ci siamo arrivati. Avevo un'impresa in movimento terra edile, sì. Quelli che scava. Scava. Che bello, siamo tutti bambini là. Scava. Sì. Prima ancora ero all'estero, Sud America, Centro America. Cioè lei un po' le ha fatte tutte? Un po' il giramondo, dai. Ma perché? Per trovare fortuna oppure no, per con una ditta, una grossa impresa di Milano. E quindi sa da dove arriva, vero? Sì. Quando si dice sacrificio. Il sacrificio. È per quello che le piace il ciclismo. E poi mi sono appassionato al ciclismo e è un amore che non si molla più. Le è piaciuto questo Giro d'Italia? Beh, diciamo che sapevamo già chi doveva vincere. E non è bello però. Sapevamo già, però noi siamo andati sul Piancavallo a vedere quella tappa troppo bella. Pensi che ho avuto la fortuna di andarci la settimana dopo col Giro del Friuli. Del Friuli, bisogna che siamo precisi. Ed è veramente qualcosa di fantastico. È qualcosa di fantastico. Poi il doppio passaggio è stato veramente stupendo. Sì. Prima di mandare i candidati italiani, voglio mandare le classifiche FVR Baron, perché sono dedicate proprio agli juniores, quella categoria che voi andate ad organizzare domenica prossima. Vediamo. Ben rientrati amici, anche queste classifiche sono state fatte, d'altronde gli scossoni e i vertici ci sono, una categoria questa che io vorrei tanto preservare, non montatevi troppo la testa e non caricateli troppo di tensione, perché non va bene, perché hanno ancora 18 anni, perché devono ancora crescere gli juniores, è vero Giacomo, non è che possiamo subito già...
Non ci possono sono i essere Boraccia tutti campioni a 18 anni, su 100 ne possono essere 2, 3, 4. Marco Fin ti ha stupito a te che ha vinto il Giro d'Italia? Penso che abbia tanta testa, ma bisogna stare attenti perché anche adesso sta andando forte, però bisogna vedere dopo, perché hai visto anche Pellizzari, se invece di metterlo lui capitano lasciavano l'altro che poi è arrivato prima di lui, il suo compagno, forse... È un'attenzione più da papà di famiglia, la sua, vero? non era perché il giorno dopo 2 o 3 giorni è andato forte di nuovo. A te è piaciuto questo Giro? Ma insomma, è uno dei pochi che ho visto perché aveva un po' di tempo il pomeriggio quando era caldo, così, no? Per la San Boldo abbiamo un po' la scarogna che potevano essere sia Pezzo che anche l'altro fortissimo, che però hanno impegni di nazionale. Non viene Paolo Pezzarosa? No, perché gli avevo telefonato, ma non si sa se per caso diciamo, venite almeno... Anche perché col papà, con Rosola... Avete un rapporto. È così, Presidente, perché Patrick Pezzarosa è il futuro, pare che sia un grande corridore. Noi però speriamo sempre di tenerli abbastanza, non camomillati, ma preservati, perché c'è tempo. Sì. C'è tempo, non dobbiamo sfruttarli al massimo adesso, quindi bisogna dare tempo al tempo e quindi aver pazienza. Io avrei tanto bisogno di dirigenti che parlino un po' come lei, no? Perché sembriamo demodè, oggi ci hanno dato del boomer, no? C'è i vecchiosi boomer, però io vedo che i boomer hanno ancora la sapienza di avere dei ragionamenti in testa che funzionano, mentre i giovani vedo che non hanno proprio più niente in testa, bisogna aiutarli sti ragazzi, perché sennò non andiamo mica da nessuna parte. Posso mandare i campionati italiani junior, penso che sia, quest'anno noi abbiamo avuto una fortuna di aver fatto vedere le gare degli juniores più belle assolutamente del panorama nazionale e non solo, perché abbiamo concluso con quella di Rino Baron proprio al Lago Le Bandie 2 settimane fa, ma prima il Giro del Friuli. Insomma, le gare più importanti le abbiamo avute grazie anche alle nostre partnership insieme ad Atlantide Video Service. Comunque, insomma, siamo molto contenti di questo percorso, ma siamo contenti soprattutto di farvi vedere delle immagini davvero iconiche, ma l'arrivo degli juniores, quello degli uomini, davvero è un arrivo che rimarrà negli annali della storia e della cronaca e soprattutto delle immagini. Bravo a Fabio Zappa Cenere. Campionato italiano su strada juniores al commento Luca Casali. Siamo nel cuore della Ciociaria Sora e uno dei centri più importanti della provincia di Frosinone. Attraversata dalle fiumi Liri e circondata dai rilievi dell'Appennino, la città rappresenta da sempre un punto di riferimento per la storia, la cultura e lo sport del territorio. Negli ultimi anni Sora ha rafforzato il proprio legame con il grande ciclismo, ospitando nel 2014 il campionato italiano Under 23, organizzando nel 2025 la prima edizione di Ciociaria in Giro, corsa tappa internazionale per la categoria juniores che ha richiamato alcuni dei migliori talenti italiani. Nel 2026 la città torna protagonista accogliendo la partenza del campionato italiano juniores, confermando una tradizione organizzativa che la rende uno dei punti di riferimento del ciclismo nazionale. Organizzazione a cura dell'Associazione Sportiva Ciclisti Sorani, la gara femminile è valida anche come Ciociarissima Women.
alle vie. Naturalmente ci sono le più forti cicliste d'Italia che corrono sotto lo sguardo attenti vigili del CT della nazionale. Tra gli accompagnatori anche Justin Matera, che è venuto a fare il tifo per la figlia. E qui siamo nel tratto di trasferimento iniziale che ci porta fuori da Sora in direzione Broccostella, dove è posto il chilometro zero. Il percorso misura 109,5 km, un primo tratto iniziale nel quale ci sono 30,3 km, poi un circuito da 26,6 km da percorrere 2 volte e uno da 26 da percorrere una sola volta. La peculiarità del percorso fa sì che si transiterà sul traguardo per il passaggio in direzione opposta a quello che poi sarà il rettifilo d'arrivo. Intanto ecco qui i ragazzi della rappresentativa del Lazio che gareggeranno il giorno dopo, che fanno il tifo per le ragazze in transito davanti al loro hotel. Fa caldo, ma ormai è un qualcosa al quale devono essere abituate le cicliste in questo caso, e i ciclisti lo stesso sarà per loro il giorno dopo. E qui si scherza, c'è ancora il tempo di poterlo fare perché tra poco si inizierà a fare sul serio. Ci avviciniamo intanto qui a Datina per il primo passaggio sotto il traguardo. Queste sono le immagini di queste strade molto belle, molto panoramiche. Corsa che ancora deve accendersi. Sono momenti nei quali capire la gamba come gira in questa giornata così importante per il futuro di queste ragazze. Un titolo juniores è un qualcosa davvero che può cambiare in parte quella che è stata un po' l'adolescenza a livello ciclistico. BFT Burzoni, BS Carrera Premac, Associazione Ciclistica Remo Calzolar, SVC Bike, Cadorago ASD, Brescia Fratelli Magni, Flanders, Petrucci Gauss Cycling Team, Breganze Millennium, Unione Ciclistica Conscio Pedale del Sile, Team Villier Breganze, Liguria XCO Project, Ciclistica Omnia Imola, Zifar, la SD Ciclotour, il team Mendel Spec E-Work, il team Ceresetto Canturino e l'SD Club Corridonia, società ciclistica, le squadre alle via per questo campionato italiano. Arrivo che è posto proprio sotto Atina, adagiata sulle pendici dei monti della meta e affacciata sulla valle di Comino. Atina è uno dei borghi più caratteristici del Lazio, le sue origini antichissime, il centro storico e il paesaggio che la circonda ne fanno uno dei luoghi più rappresentativi del territorio ciociaro. Inserita tra i borghi più belli d'Italia, Atina custodisce un patrimonio storico, culturale ed enogastronomico che ogni anno richiama visitatori da tutta la penisola. Ma è il momento di andare sulla corsa, andiamo all'ultimo giro. Ci sono 7 ciclisti al comando con 1 minuto circa di vantaggio sul gruppo. Eccole qui in quadrate. Riconosciamo con il numero 41 Linda Rapporti. Lei al momento in questa sintesi della gara lì davanti a tirare. Adesso col dorsale 11 Alessia Locatelli lascia spazio alle altre perché bisogna collaborare per cercare di andare sino alla fine. Qui chiude il gruppetto con il 54 Samira Sartoretto dell'Unione Ciclistica Conscio Pedale del Sile. Si passa sotto il traguardo. Il gruppo è vicinissimo, lo vediamo da queste immagini. E
qui torniamo con le immagini sulla testa della corsa. Passaggio del gruppo, inizia l'ultimo giro anche per il resto del plotone all'inseguimento delle 7 fuggitrici. Intanto qui c'è una trenata pazzesca. Guardate un po' chi c'è lì davanti per cercare di chiudere il gap. Agata Campana per BFT Burzoni. Il gruppo ormai è vicinissimo, dato a 22 secondi da Radio Corsa. Eccolo qui in queste immagini il ritardo del gruppo, il passaggio con la BFT Burzoni che ha spinto forte per cercare di chiudere il gap. E adesso è il momento di rifare tutto da capo, di pensare, di capire quale può essere il momento decisivo. Scherza intanto Yolanda Sambi con il nostro operatore. Ritorniamo con la dronata per farci capire la bellezza di questo angolo del Lazio. Siamo nel gran finale, hanno allungato in 9 e ora ci provano le due ragazze del team Ceresetti Canturino con il drappello che però reagisce subito. Se ne vanno in 2. Dietro si guardano, cercano di collaborare per chiudere il gap. Siamo in meno 500 metri dal traguardo. E attenzione perché adesso si fa la corsa. Matilde Rossignoli che perde le ruote della volata finale per assegnare questo titolo di campionessa d'Italia Juniores. Una volata che non ha storia perché ha tutto il tempo di andare a gioire. Alza alla fine un solo braccio Maria Acuti per BS Carrera Premac. Batte in volata Carlotta Petris per il team Ceresetto Canturi, Elisa Bianchi per il BS Carrera Prema, dunque la compagna di team di Acuti, Azzurra Ballan per Breganze Millennium, poi Giorgia Pellizzotti per il team Villier Breganze, Alessia Orsi per BRT Burzoni e poi le ragazze del team Ceresetto Canturi con Rachele Cafueri, Elisa Giangrasso, Yolanda Sambi al 10° posto, Matilde Rossignoli. Rivediamo quello che succede dunque in questa volata e adesso andiamo a sentire cosa racconta ai nostri microfoni la mantovana di Ostiglia, Maria Acuti. Allora, il finale è stato molto difficile da interpretarlo perché continuavamo a fermarci, c'erano delle fughette che andavano perché ci fermavamo noi nel gruppo, quindi è stato difficile interpretarlo, però sono molto contenta di come ho fatto il finale, non mi sono fatta prendere dal panico anche se c'erano varie fughe e nella curva sono uscita, pensavo troppo dietro, ma invece dopo sono riuscita a recuperare e sono riuscita a superare la seconda agli ultimi 100 metri e sono molto contenta del mio finale. Per me significa tantissimo, è praticamente uno tra i miei primissimi obiettivi della stagione e davvero significa tantissimo per me. Indossare la maglia poi tricolore tutta la stagione. La dedico soprattutto alla mia famiglia, ai miei genitori che mi hanno portato fino a qua
e davvero tutta la mia famiglia che mi sopporta sempre e alle ragazze della mia squadra che quando bisogna ci sono sempre e tutta la mia squadra. Siamo alla gara più importante dell'anno per noi e anche per tutti quelli che stanno seguendo. Sicuramente sarà un'occasione per conoscere il nostro territorio. Come commissario della 14ª Comunità Montana invito tutti a seguirci, a stare vicino a queste grandissime atlete che sono il presente e il futuro del ciclismo italiano. Noi siamo felicissimi, cogliamo questa occasione come volano per far conoscere la nostra valle. Speriamo che le ragazze porteranno via con loro un ricordo bellissimo di queste colline, montagne, abbiamo laghi, sono partite da Possa Fibreno, Broccostella, Possa Fibreno, Gallinaro, Alvito, arriveranno qui ad Atina che ha un territorio bellissimo che le accoglierà sicuramente questi valori che portano con loro di sacrificio, di pazienza, di costanza. Lo sport e la valle sono un tutt'uno. Grazie a voi, grazie anche agli organizzatori, a tutti i tecnici, le famiglie che le accompagnano e noi siamo qui per abbracciarvi. Forza ragazze e in bocca al lupo. Il campionato italiano è probabilmente la gara che da juniores sentiamo di più, no? Io mi ricordo negli anni da juniores nella BFT Burzoni che era la gara che aspettavamo con più clamore. E quindi anzi sono contenta che l'abbiano svolto qui quest'anno e faccio i complimenti alla vincitrice, a tutte le squadre, ma soprattutto alla mia ex squadra, alla BFT Burzoni, che ha fatto una bella prestazione anche oggi. Eleonora, riviviamo in un attimo il tuo Giro d'Italia. È stata un mix di emozioni perché da primo anno, cioè dal primo anno che lo facevo non mi aspettavo di far così bene nella seconda tappa. E sapevo che la maglia azzurra sarebbe stata solo per 24 ore, però è stata una bella sensazione e porto a casa una bella esperienza che di sicuro mi darà morale e fiducia per le prossime gare. Sì, decisamente, è uno sport nobile, è uno sport sacrificio, determinazione, che insegna come affrontare la vita in un modo giusto. Non è per tutti. Però le ragazze che arrivano a questo punto sono delle campionesse tutte. Questo è stato un percorso molto duro, fa caldissimo, allora complimenti a tutte qua. Come vive la mamma di una ciclista? Come vivo? Con tanta ansia, perché comunque non è uno sport né semplice né ci sono tante insidie, ci sono rischi, eccetera. Però vuoi mettere la soddisfazione. È uno sport che ormai sono appassionata. Ho imparato ad amarla andando prima alle gare di mio marito e poi seguendo i miei figli. E vi viene quella che dura più a lungo, allora vediamo, questo non è stato un giorno fortunato per lei perché non è stata bene, perché tante volte è anche difficile capire la quadra, cosa devi mangiare, se hai dormito, ci sono tante variabili, però se tu hai la voglia e la determinazione arrivi in cima, prima o poi ci arrivi. Per me è un grande onore ospitare l'arrivo di questo campionato italiano juniores e approfitto e porto anche il saluto dei sindaci della Valle di Comino e di tutti i sindaci che hanno ospitato il percorso di questa gara. Mi auguro che anche nel futuro le organizzazioni nazionali e le organizzazioni locali possano scegliere la Valle di Comino per questi eventi, perché insomma lo sport unisce, lo sport lancia messaggi di solidarietà, di pace, per cui noi sicuramente come amministratori insieme a tutti gli altri sindaci ci saremo. Un grazie particolare va comunque all'organizzazione locale, al signor Bruni, al nostro presidente provinciale Roberto Soave, che con grande caparbietà e con grande impegno hanno realizzato questo evento. Campionato italiano su strada junior al maschile, al commento per l'ora del ciclismo Luca Casali. A distanza di 24 ore Sora ospita di nuovo la partenza di un campionato italiano. Dopo le juniores donne tocca agli juniores uomini. Qui ovviamente il meglio del ciclismo sotto lo sguardo vigile del CT Salvoldi, un livello altissimo con atleti molto attesi come
Brandon Fedrizzi, il bolzanino Patrick Pezzò-Rosola, il campione europeo di ciclocross Filippo Grigolini e poi al campione uscente, il campione italiano Vincenzo Carosi. Si corre qui per rappresentative regionali alle maschili, non più con le rispettive formazioni di team come quella alle femminili. Ci sono autentiche corazzate come la Lombardia, il Veneto, la Toscana e l'Emilia Romagna. Organizzazione dell'Associazione Ciclisti Sorani, e ad abbassare la bandierina c'è il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Dagnoni. Il minuto di silenzio per ricordare Adele Cobelli, la ragazza trentina morta in un assurdo incidente in allenamento. Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise, poi Trento, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Marche, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania ed Emilia Romagna, le regioni, le province, nel caso di quella di Trento e di Bolzano rappresentate. Si esce intanto da Sora, 128.6 i chilometri in totale, un tratto iniziale di 32.3 da affrontare 2 volte, poi il circuito da 31.8 e infine l'ultima parte un nuovo circuito da 32.7. Al via in 170, poi tanti saranno i ritirati, il caldo che anche qui caratterizza e condiziona non poco questo campionato italiano. Eccolo qui il CT Salvoldi, segue la gara dal suo scooter per non perdersi neanche un momento. Intanto subito pronti via con l'attacco del laziale Andrea Meloni, numero 10, il dorsale del ciclista di casa, li mette subito tutti quanti alla prova. Si sale per la prima volta a San Donato Valcomino, da dietro intanto non lo lasciano andare via, come normale che sia, ma è lui stesso a cercare di fatto la collaborazione. 8 ciclisti al comando, eccoli qui. Chiude il gruppetto con il 66, il lombardo Raffaele Armanasco, la corazzata della Lombardia, ne parlavamo in precedenza. Rimane lì attaccato come un francobollo. Qui siamo già al termine della discesa, rimangono in 7. Chiudo il gruppetto adesso con il numero 39, Stefano Cavalli dell'Emilia Romagna. Qui siamo sulla testa della corsa. Immagini che ci fanno capire il gran caldo che hanno dovuto gestire, imparare ad assorbire i protagonisti di questo tricolore junior uomini. Tante borracce, tanta acqua. Si fa come si può per riuscire a sopportare questa calura davvero importante. Dicevamo, al termine della discesa rimangono in 7, con qui l'immagine dall'alto che ci fa capire un pochino meglio la situazione. Prima fuga di giornata. Intanto noi vi portiamo con queste immagini a vedere il borgo, uno dei borghi più belli, più affascinanti d'Italia. Merita una visita turistica con un occhio diverso da quello che ovviamente si ha durante il giorno delle competizioni. Eccolo qui il gruppo dei fuggitivi sotto il traguardo. Passaggio per loro. Restano, dicevamo appunto, in 7. Dietro ovviamente non ci stanno, cercano, provano a chiudere il buco, si organizzano
le maxi squadre Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, su tutte. Full gas, tutti in fila indiana, tutti a tutta in questa fase che può essere già determinante per le sorti della gara. Gruppo che viene riassorbito, la nostra sintesi ci porta alle fasi centrali della corsa, altri 7 al comando, 3 fanno parte della rappresentativa del Veneto. Il commissario tecnico che non si perde nemmeno una pedalata adesso di questi ragazzi. Qui col 152 Riccardo Rosso, proprio uno dei veneti al comando. Acqua sulla schiena, acqua sul casco per abbassare la temperatura. Da dietro ci provano gli inseguitori. Andrea Gabriele Alessiani, il marchigiano, inquadrato poco fa con il numero 92. Fase determinante della corsa. Adesso siamo al termine della discesa con il 117 Salvatore Caruso, il siciliano, poi con le 112 Enrico Baliana, il corridore sardo. Restano in 6 al termine della discesa. Eccoli qui, inizia l'ultimo giro, ci sono sempre i 3 veneti che fanno parte del gruppo. Thomas Dallabona l'abbiamo visto poco fa. Con il 65 Cristian Gamba, il lombardo, con il 152 ancora Riccardo Rosso. Tutti aspettano che qualcuno prenda in mano le redini di questo gruppetto, anche perché dietro, lo vediamo da queste immagini, non se ne stanno certo lì a guardare e non aspettano altro che davanti possano rialzarsi per chiudere il gap. Lo strappo di Gallinaro, qui si può decidere la corsa. Attenzione, lo sanno per primi i ragazzi, ci sono i primi tentativi di attacco e fanno le spese i 3 veneti che saltano come dei birilli. Attenzione, perché davanti la mettono giù durissima Vincenzo Carosi ed Enrico Baliana. Molla anche il lombardo Cristian Gamba, e allora con il 1 col dorsale di leader della sua formazione del Lazio, Vincenzo Carosi, insieme a lui Enrico Baliana. (112) il dorsale del corridore sardo. Ormai hanno fatto la selezione importante, sono loro 2 a giocarsi il titolo italiano. Difficile che da dietro riescano a rientrare. Baliana si gira, capisce che è il momento di sgasare tutti i watt sui pedali per il ciclista sardo. Vuole fare la differenza sullo strappo di Gallinaro. Enrico Baliana. E dietro, attenzione, perché Carosi ne fa un po' le spese, si stacca, forse ha dato tutto per restare con Enrico Baliana, rifiata con intelligenza, usa la testa, cerca di abbassare i propri battiti del proprio cuore. Attenzione, perché sembra finita, ma sembra è solo un momento nel quale Enrico Baliana va a scollinare per primo
è il più veloce in questa parte del tracciato, e adesso giù a tutta per chiudere Baliana, che adesso cerca di amministrare, di non prendere troppi rischi in discesa, ma attenzione perché non è finita in questo campionato italiano così bella, vincente, così spettacolare. Se le sono date di santa ragione per tutto il giorno lungo i 126 km di questo spettacolare tracciato. Si gira, si volta, cerca di vedere con la coda dell'occhio, ai meno 4 dal traguardo che cosa succede, e succede che arriva come un caccia Riccardo Rosso, il veneto, che era salito del suo passo usando la testa, cercando di non andare fuori giri, e poi da gran discesista si è buttato a tutta e adesso va a chiudere su Enrico Baliana. Tutto da rifare, ma non ci pensa due volte Riccardo Rosso, sgasa, se ne va da un'aperta importante con Baliana, che adesso vede sfumare là il sogno del tricolore, deve dare fondo a tutte le energie. Il corridore sardo che si riporta su quello veneto, dietro non c'è nessuno, è una battaglia sportiva tra voi due, con Rosso che sceglie le traiettorie, adesso anticipa tanto, finisce un po' lungo di linea qui, ma poco importa, non c'è più bisogno di voltarsi per capire cosa succede alle vostre spalle. È una sfida tra voi due, è lotta vera tra il ciclista veneto e il ciclista sardo. Rosso davanti con Baliana lì a ruota a non perdere la scia del veneto. Siamo nell'ultimo chilometro, sarà verosimilmente volata, l'abbiamo visto anche nella gara donne con un bel gruppone. Qui è un affare a due, qui bisogna anche capire chi ha ancora energia al termine di questa salita fatta a tutta. Rosso sicuramente ha amministrato un pochino meglio le sue risorse, poi si è gettato come un caccia in discesa, ha chiuso su Baliana e adesso sono loro due a giocarsi il titolo italiano. Meno 500 metri, Flamme Rouge già superata, siamo ai 400. Baliana è nella posizione migliore perché lì dietro può decidere, può scegliere quando partire, lo fa in questo momento, si porta davanti Baliana Rosso, Baliana Rosso, Baliana Rosso, ed Enrico Baliana che alza le braccia, ce l'ha fatta, ha fatto tutto lui, l'azione più importante sulla salita di Galliano, poi si è fatto riprendere in discesa, ma poi è stato molto bravo nel finale, ha scelto la migliore posizione per partire e vince il campionato italiano 2026. 3 ore 09 e 33, batte in volata il veneto Riccardo Rosso. Vincenzo Carosi è terzo per il Lazio, rega da lui il gruppetto degli inseguitori a 11 secondi, poi l'altro veneto Guido Viero, il lombardo Cristian Gamba, il veneto Thomas Dallabona e poi Niccolò Cianti per la Toscana a chiudere la top 10. In ottava posizione piemontese Pietro Solavaggione, il nono posto per Giulio Franceschini per la Lombardia e il decimo per Filippo Colella ancora per la Lombardia. 170 alle via sul traguardo in 63. Rivediamo ancora una volta la volata, non si è arreso Rosso, ma Baliana ha avuto anche il tempo di controllare nel finale il ritorno del Veneto. Allora, è stato un finale sicuramente molto particolare, sapevo di non essere il favorito in caso di arrivo a gruppo compatto e quindi di dover anticipare ragazzi come Pezzorosola, Fedrizzi e Solavaggione. Sapevo che bisognava andare in fuga. Con Beppe Martinelli e Sergio Gozzi ho deciso che intorno al secondo o terzo giro era l'opzione migliore. Sono riuscito ad andare via, sapevo che le gambe erano buone. Quando si è affiancata la miraglia Beppe mi ha detto delle parole molto particolari, ossia che ero vincente. Io sono creduto fino all'ultimo, sulla salita forse avrei dovuto gestire un attimino di più e aspettare più il finale in cima, però la vittoria è arrivata ed è quello l'importante. Cosa significa questa maglia per te?
Beh, sicuramente il coronamento di tantissimi sacrifici, perché io non vivo più nella mia amata terra, la Sardegna, ma vivo da solo a Brescia per inseguire il mio sogno. Devo ringraziare la squadra, il team Ecotec e tutte quante le persone che mi hanno supportato in questi 2 anni che per me lontani da casa, che per me sono stati molto difficili. Prima di tutto il presidente Luigi Braghini, tutte quante le figure della squadra, Paolo Novaglio che è il mio secondo papà per me perché vivo con lui, la mia ragazza che fa i miei sacrifici per stare con me, la mia famiglia altrettanto e tutte quante le persone. Gianni Bruni, un altro campionato italiano, un altro trionfo della Ciclisti Sorani. Sì, è vero, dopo 12 anni è tornato il campionato italiano, è andato tutto benissimo, siamo felicissimi, abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e in questo contesto poi meraviglioso che è la Valle di Comino. Sono cambiati i tempi, adesso il campionato juniores forse è il più bello in Italia. Ma devo dire, questa categoria ormai è diventato il punto di riferimento per il mondo professionistico e devo dire si sono dati battaglia sin dai primi chilometri, è stata una gara combattuta e alla fine ha vinto il migliore. E naturalmente investire negli juniores significa investire e credere nei giovani. Sì, soprattutto questa, è un po' la mission di noi AS Ciclisti Sorani. Continueremo a organizzare finché ce la faremo per portare avanti il movimento ciclistico giovanile, per far sì che questi ragazzi possano avere, diciamo, stimoli a fare di più per il mondo del ciclismo che tanto amiamo. Ben rientrati amici, insomma, voi sicuramente avete visto questa bella gara e vi siete divertiti, sì, però devi dirmi adesso l'orario della partenza, io non so niente. Il ritrovo è dalle ore 7 di domenica 28 e la partenza alle 9:20 dal centro di Vittorio Veneto, si fa un piccolo trasferimento di 2,5 km e poi sotto il ponte dell'autostrada a Longhere viene dato il via volante, perché se per caso uno buca può cambiare la ruota. Certo. E arriviamo a Revine, gireremo a sinistra e faremo la salita verso Tarzo, poi riscenderemo verso Lago e rientreremo un circuito di 8 km circa, ma bellissimo, che sale abbastanza dal rapporto, però è un circuito tosto. Nervoso? Sì, un Ma circuito potrebbe tosto. esserci la fuga. Può essere anche la fuga. E poi i paesaggi non è un isolato oppure zona industriale, oppure è un circuito fatto, è vero, perché anche l'occhio vuole la sua parte, Presidente. Certo, certo. In quanti siete voi lì del Vittorio Veneto? Associati Sì, tra tutti. siamo in 85, quindi è un bel gruppo veramente. E quindi sono 85 che andranno anche in bicicletta, ma poi aiutano. Sì, poi abbiamo ancora il presidente onorario che è il fondatore, l'unico fondatore della cicloturistica. Il suo nome me lo dica. Scusa, Pilat Matteo. Datemi una foto che dobbiamo farla vedere. Certo, certo. Il fondatore. Il fondatore. Sì, uno dei fondatori del 1966. Quindi è una società ancora molto molto partecipata. Molto partecipata, abbiamo parecchi giovani, come avevo già detto, e che collaborano anche loro. Quindi, poi voi avete una stazione deliziosa a Vittorio Veneto. Io l'ho frequentata con il vapore 20 anni fa in una passeggiata evocativa. L'hanno anche rimodernata, hanno fatto dei sottopassi e tutto. Poi avete questo giardino Fender, no? Sì. Ah sì, l'area Fender. L'area Fender. Dove faremo il 3 di gennaio 2027 la finale del Master, che faremo i 40 anni
della gara di Vittorio Veneto, però. che ci batte noi e solo Scorsese, che ha fatto i 50 anni l'anno scorso. Infatti, beh, insomma, come me l'hai presa i campionati italiani alle Bandie, il mondiale nel 29 da Remo Mosole? Il 29 è una bella data, ma io ne ho 75 adesso. Vabbè, insomma, sono 2 anni, mica sarai morto. Sì, no, io Invece spero di essere in bicicletta qua. Anche perché Ma sei contento per Remo? Remo, sì, ci mancherebbe Remo. Remo è una persona straordinaria per me. Sì. Perché anche l'anno scorso siamo andati a presentazione della gara di Mirko e io ero da una parte e lui era da un'altra, gli ho detto a Mirko, mandalo qua da me, non là, deve star qua da me. Vedi che pregio che dà. No, ma è giusto. Quando ho chiesto qualcosa a Remo ce l'ha sempre dato. Stai attento, cosa tu, se ti chiedessero, Giacomo, c'è il trofeo Triveneto, vieni a darci una mano, cosa faresti? Fino adesso non ve l'ho sempre data a farvi i percorsi. No, a me non c'entro niente, io figurati, lo sanno. No. Abbiamo inventato delle gare nuove, Ponte della Mula, che era 22 anni che non si faceva. Daresti una mano a sti ragazzi? Sì, ma glielo sto dando anche adesso. Ah, bene. Perché quando mi chiamano, quella di Casale sul Sile, che è 3 anni che la facciamo, abbiamo inventata io e Riccardo il percorso. Quindi ci sei sempre dentro, dai. Come fai a stare a casa? Se riesco sempre a mettermi d'accordo con la moglie, se devo andare fuori il sabato, io domenica vado via a aiutare gli altri. Bene, dai, l'appuntamento ce lo dica lei, Presidente, per domenica. La mattina allora? La mattina 9:20 si parte. 2 ore prima. Ah beh, certo, bisogna 2 fare la ore riunione prima. tecnica e attenzione, la riunione tecnica, il percorso, guardatelo bene, perché la sicurezza deriva anche da tutti i comportamenti di tutti quanti. Allora le dirò che abbiamo fatto tutto il percorso in bicicletta, fermandoci ogni stradina, vedere dove posizionare eventuali materassi, eventuali protezioni e dove anche mettere la gente in protezione. Abbiamo fatto il massimo per questi atleti. Non ho dubbi conoscendovi. Abbiamo fatto il massimo. Dubbio. E approfitto anche per ringraziare l'amministrazione comunale e la polizia municipale che ci dà il massimo appoggio per poter svolgere queste gare. E aggiungo anch'io e tutti i volontari. Beh, i volontari e gli sponsor. Assolutamente, assolutamente. Sì, perché senza di quelli non si farebbe niente. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, ci vediamo domenica e poi faremo vedere la vostra bella gara, faremo una cronaca degna di una Coppa del Mondo, va bene? Perché ve lo meritate, io ringrazio. Grazie a voi. Ringrazio Giacomo per la grappa e grazie anche a Renato. Vi voglio bene perché lei è una persona che si vede, è una persona bella dentro perché si vede dagli occhi, è bella fuori. Vi faccio tutti gli auguri e io do l'appuntamento a settimana prossima. Grazie mille, grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.